Noi in Veneto ogni 5 giorni piangiamo un morto. Non è accettabile che un lavoratore, una lavoratrice parti da casa la mattina e non sa se poi la sera ritorna. La matematica è una scienza esatta. Da inizio 2018 a oggi in Veneto sono stati registrati 22 morti sul lavoro, 74.100 gli infortuni complessivi nel 2017, numeri impressionanti che pongono la nostra regione al vertice della classifica nazionale degli incidenti nei luoghi di lavoro. L'ultimo infortunio fatale stamani in provincia di Treviso, che con Verona condivide il primato delle morti bianche, superando addirittura Milano. È una situazione inaccettabile, per questo abbiamo chiesto alla Regione di convocare un tavolo, bene la convocazione per lunedì, ma a Zaia diciamo non servono cerimonie, non servono riti, non servono parole, servono fatti e risposte concrete. E così partito oggi da Mestre il percorso di mobilitazione generale lanciato da CGIL, CISL e UIL in tutto il Veneto, perché il tema delle morti sul lavoro va affrontato non solo in termini di denuncia, ma di strategia di intervento. Al tavolo di lunedì prossimo, convocato a Venezia dal presidente Zaia, i sindacati consegneranno una piattaforma condivisa con proposte e obiettivi rivolta alla Regione, che in materia ha responsabilità e funzioni dirette, e alle associazioni datoriali che per la prima volta siederanno al tavolo istituzionale e a cui è richiesto il rilancio del ciclo degli investimenti volti a rafforzare la prevenzione e la sicurezza per la salute dei lavoratori. In cima alle urgenze poste dai sindacati c'è la questione del rafforzamento degli SPISAL, in Veneto pesantemente sotto organico. Rafforzare gli SPISAL vuol dire rafforzare il sistema di prevenzione. Loro possono svolgere un ruolo importante sia nell'accompagnamento della formazione dei lavoratori, sia nell'essere un punto di riferimento per i rappresentanti dei lavoratori sulla sicurezza, che molto spesso sono un po' abbandonati a se stessi. In vista del tavolo di lunedì prossimo, CGIL, CISL e UIL hanno annunciato contestualmente un pacchetto di 8 ore di sciopero regionale da stabilire per modalità e data se entro un mese non arriveranno risposte concrete alle questioni poste alle istituzioni e alle associazioni datoriali, cui si aggiungono la manifestazione unitaria già organizzata per sabato prossimo a Padova e una campagna territoriale di assemblee nei luoghi di lavoro. I sindacati chiedono tra l'altro il rafforzamento della formazione a partire dai banchi di scuola, oltre al controllo e alla verifica preventiva delle procedure di gara negli appalti. Dove può la Regione, dove possono le associazioni, non si arrivi a tirare su quelli che sono i costi quando si riducono i costi per prendere l'appalto. È chiaro che si va a ridurre anche la sicurezza nei luoghi di lavoro.